Un tandem neolaureati imprese per entrare nel mondo del lavoro. Talenti per l'impresa è il percorso ideato da Reviviscar, società di servizi di Confindustria Belluno Dolomiti, e Gianesin Canepari & Partners, società di consulenza internazionale con sede ad Asolo. Come nasce un progetto come Talenti per l'impresa? Talenti per l'impresa nasce dalla volontà, in un periodo critico come quello attuale per l'occupazione, di dare uno stimolo e una spinta non solo all'attività che già facciamo con gli occupati nelle aziende, con le persone che già lavorano, ma anche ai ragazzi e ai giovani che fanno grande difficoltà a trovare uno sbocco occupazionale. E quindi da un lato fornire uno strumento che sono i corsi di formazione e l'inserimento in azienda, dall'altro motivarli facendo vedere quanto è importante anche per il sistema industriale l'attività che loro fanno e le conoscenze che poi porteranno nelle aziende. Quindi nasce dalla volontà di spingere questo, aggiungendoci un premio. Ci è sembrato giusto motivarli in maniera molto forte. Nasce dalla volontà, insieme a Gianesin Canepari & Partners, che è una società con cui noi ha lavorato molto bene su questa parte, di dare una prospettiva diversa ai corsi di formazione e all'inserimento lavorativo in un momento critico. La formazione come servizio per le imprese. Assolutamente sì, molto richiesta da tutte le nostre aziende di tutti i settori, perché è un valore aggiunto che l'azienda acquisisce nel momento in cui incontra personale neoassunto o anche personale già in forza ma da riqualificare, adeguatamente preparato, e quindi è quello che Confindustria Belluno Dolomiti mette in campo. È un impegno assiduo, continuo, da molti anni, e che incontra la soddisfazione piena delle aziende associate. Da settembre 2013 a maggio 2014, Talenti per l'impresa ha proposto 4 percorsi formativi negli ambiti di digital marketing, project manager dello sport system, sviluppo del business in ottica internazionale e tecnico dell'organizzazione snella. Talenti per l'impresa fa un mix tra formazione in aula ed esperienza in azienda. Cosa ne pensa chi l'azienda la gestisce? Trovo che questa iniziativa sia splendida. Splendida perché Confindustria è un partner affidabile nella scelta dei ragazzi. I ragazzi vengono scelti tra i migliori e quindi già questa è una prima parte di selezione. A loro viene fatto un corso di formazione per una materia che a loro interessa e poi vengono consigliati alle aziende che li portano al loro interno. Loro fanno un'esperienza nelle aziende, quindi loro maturano e noi li conosciamo. Meglio di così non si può chiedere altro. Quindi questo rimettere insieme il mondo della scuola e il mondo dell'azienda, secondo me è una sfida importante. In generale, come trova questi giovani che si affacciano al mondo del lavoro? I giovani che abbiamo visto qua sono certamente dei giovani molto motivati e con tanta passione. Va anche detto che molti giovani che vedo in giro per le aziende sono comunque persone che hanno voglia di fare. E se posso dare un consiglio, l'importante è quando si entra nel mondo del lavoro di non guardare l'orologio, perché non viene visto bene sta cosa qua. E quindi cercare invece di dedicarsi tempo, passione a sta avventura. Altra cosa importante è entrare in un mondo di competenze trasversali, quindi essere disponibili continuamente a cambiare, a fare quello che l'azienda chiede. Si erano presentati in 116 alle selezioni e di questi 37 hanno frequentato i corsi in aula con oltre 200 ore di formazione specialistica e 360 ore di stage. Che cosa cercate in un giovane da inserire in azienda? Ma intanto vediamo che cosa scrivere nel curriculum. Non vogliamo solo sapere qual è il suo percorso, che cosa ha fatto, vogliamo sapere quali sono le sue aspirazioni. Quindi vogliamo vedere un curriculum in cui la persona ci spiega ciò che vuole fare. Se ci interessa ciò che vuole fare, se vediamo che è determinato in ciò che vuole fare, allora lo chiamiamo. Cerchiamo di capire se è sincero, se è convinto, se ha voglia di fare la mansione che noi gli proponiamo, ma soprattutto se saprà inserirsi nel nostro team, se saprà capire i nostri valori e saprà integrarsi con i nostri ragazzi. Una giuria di esperti ha analizzato i 10 migliori progetti di work experience dei 37 studenti che hanno partecipato all'iniziativa. Ogni studente ha avuto a disposizione un colloquio di 15 minuti per presentare il proprio progetto alla giuria.
I primi 3 classificati si sono aggiudicati dei premi in denaro offerti da Janesin Caneparia Partners. Una parte della valutazione della giuria riguarda la capacità di presentare il progetto che lo studente ha preparato, e in questo i nostri talenti come sono stati? Molto preparati, anche perché è difficile fare sintesi di un'esperienza così lunga e soprattutto riuscire a comunicarla bene. Questa è la società della comunicazione, ma sanno comunicare in pochi bene, in modo sintetico. Qualcuno diciamo che è andato un pochino oltre il tempo stabilito, ma questo tutto lo si accredita alla grande voglia di far conoscere, la voglia di spiegarsi. Però è importante riuscire ad essere efficaci nella comunicazione, perché c'è poco tempo, eventualmente se qualcuno ha bisogno di approfondire poi chiede, lo fa. Io ho trovato tutti molto preparati e anche molto capaci di usare i mezzi che ci sono adesso, dal PowerPoint a 1000 altre soluzioni tecnologiche. In generale, come ha trovato questi studenti e questi lavori che hanno presentato? Beh, è stata una soddisfazione anche personale nel vedere proprio questi studenti che hanno applicato queste nuove tecniche e il modo anche che hanno avuto per presentare diciamo le varie tematiche che hanno affrontato in azienda durante lo stage, come le hanno sapute rielaborare e presentare al pubblico, quindi sicuramente abbiamo veramente dei giovani talenti in provincia di Belluno. Vince la prima edizione di Talenti per l'impresa Nicoletta Dinca, con la work experience tecnico per il social marketing aziendale e uno stage svolto in Luce Team di Alano di Piave. Abbiamo le vincitrici di Talenti per l'impresa. Nicoletta, cosa significa arrivare a questo traguardo? Per me è una grande soddisfazione. Io credo poco in me stessa, durante questo stage sono cambiata, sono un po' più positiva, e arrivare alla fine di questo traguardo e vincere per me è stata una soddisfazione immensa. Adesso viene il bello. Che cosa vi aspetta? Mi aspetta un futuro sicuramente lavorativo, che continuerà a impegnarmi tanto come sto facendo tuttora, e spero mi regali grandi soddisfazioni. I giovani che entrano al lavoro, si parla di loro sempre con il termine passione. Cosa significa per voi avere passione nel lavoro? Sentiamo prima Jessica. Avere passione significa darsi anima e corpo in quello che si fa. E ultimamente sono stata a un convegno dove hanno detto che l'importante è fare in maniera ordinaria, in maniera straordinaria, le cose ordinarie, e è quello che io cerco di mettere in pratica ogni giorno, quindi anche le cose più piccole farle con tutto l'impegno che si può. Questa è la passione. Per me la passione è affrontarle con la voglia di crescere, la voglia di portarle a termine, anche se si trovano delle difficoltà, superarle e portare a casa l'obiettivo. Di questi talenti, oggi 20 sono già impegnati in azienda, 4 stanno proseguendo con ulteriori stage e 13 sono ancora in cerca di occupazione.